Poteva essere l'occasione giusta per accorciare le distanze dal Dattilo, fermato a San Cataldo. Invece un grintoso e reattivo Cus Palermo ha saputo dare filo da torcere ad un Agragas apparso giù di tono e strappa un pari per certi versi meritato. La compagine cussina ha espresso un buon calcio ed in più di un'occasione ha messo alle corte il quotato avversario, riuscendo a passare in vantaggio per ben due volte. Al 29esimo Minnone trova un corridoio libero per Matera, il quale supera Paterniti in uscita. Un gol a freddo e dal primo a fondo che scuote Gambini e compagni. Infatti la rete del pari non tarda ad arrivare. Corre il 34esimo, biondo palla al piede, viene affrontato con decisione ed atterrato in piena aria. Ineccepibile il calcio di rigore che viene trasformato da Gambino. Ma non è finita. Qualche istante dopo gli ospiti riescono a passare nuovamente in vantaggio. Punizione per gli ospiti, colpo di testa di Rizzo che va a sbattere contro la traversa. Tapin vincente di Monforte e pallone dentro il sacco. Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa l'Akragas, dopo alcuni tentativi a rete, affronta il portiere in uscita e lo infila all'angolo. Adesso la compagine biancazzurra accelera per vincere la gara, ma si erige un muro impenetrabile da parte del CUS, che strappa un punto importante per la propria classifica. Per quanto riguarda gli altri risultati, si sono registrate le vittorie delle Agrigentine e Canicattì a Marineo grazie ai gol di Caroni e Iezzi e Pro Favara in quel di Mazzara con la rete vincente di Alù. Pesante sconfitta dello Sporting Vallone che perde a Misilmere per 6-3. I pareggi di Dattilo ed Akragas rilanciano le ambizioni del Geraci, che si trova adesso ad un solo punto dalla compagine dei Templi, e dello stesso Canicattì, che di punti di distacco ne ha appena due. La lotta si sta facendo serrata anche nelle zone basse della classifica, con la Pro Favara che vincendo ha raggiunto la San Cataldese a 13 punti. Mister Totovullo, cos'è mancata a quest'Akragas per portare 3 punti a casa? È troppo facile parlare di mancanza adesso. Noi siamo partiti con la certezza e la sicurezza, visto che la partita che avevano fatto qua domenica scorsa abbastanza agevole, pensavamo probabilmente c'è stato un minimo di sottovalutazione dell'avversario e questo è un gravissimo errore. Ne avevamo parlato in settimana, abbiamo visto una squadra volitiva che ci ha messo in difficoltà sulle ripartenze, non ce l'aspettavamo, probabilmente è stato questo un piccolo errore che noi non abbiamo valutato bene. Però da questo punto di vista devo dire che loro hanno fatto una grande partita e il tempo, quindi la frescura l'ha aiutata. Noi invece abbiamo molte problematiche dal punto di vista fisico perché ho dovuto fare i cambi, non sono stati cambi tattici, sono stati cambi fisici perché tutti hanno accusato qualcosa, adduttori e flessori, e dovevo cambiare un altro. E poi non me la sono sentita perché fare entrare Procida dopo tanto tempo che è fuori per pochi minuti su un campo veloce probabilmente gli avrei fatto un danno. Allora l'ho fatto scaldare, però poi non me la sono sentita, anche perché in linea di massima avevamo noi il vantaggio della palla, la tenevamo sempre noi, quindi andare a cambiare un difensore centrale per far riposare il compagno che aveva qualche piccolo problema al flessore, però non mi sono sentita di fare entrare Procida in quel momento lì perché un'entrata sbagliata probabilmente si faceva male. Non succedeva, però nel dubbio ormai la partita era indirizzata. Potevamo far gol nell'ultimo quarto d'ora, sono passati 4-5 palloni importanti, però senza grande costruzione. Lì abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo sbagliato molti passaggi, loro erano vero che erano molto chiusi, ma dovevamo sfruttare l'ampiezza del campo e questo non l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo molta responsabilità generale, non di singoli giocatori, ma in senso generale non abbiamo interpretato bene la gara. Loro molto bene, hanno corso tantissimo e quindi bisogna dare e rispettare l'avversario. Capitan Giuseppe Gambino, innanzitutto complimenti per la doppietta. Nonostante il pareggio si è visto un'Akragas grintosa. Sì, contento per me per i 2 gol, però amareggiato, scusa, perché potevamo portare a casa i 3 punti e visto che il Dattilo ha pareggiato, però siamo entrati, come ho detto prima ai vostri colleghi, il primo tempo un po' con freno a mano tirata, siamo stati un po' distratti, abbiamo preso qualche gol, qualche ripartenza di troppo, abbiamo preso gol che ci siamo fatti da soli tra l'altro. Ho detto ai ragazzi che magari con un po' più di attenzione e cattiveria si portava a casa il bottino pieno.
potevamo parlare di altro, però bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo avuto una reazione perché siamo andati sotto tutte e due le volte, abbiamo reagito e bisogna ripartire da questa reazione e lavorare sempre.